Comparso nei giorni scorsi di fronte all'uscita posteriore del municipio di Mestre in via San Girolamo, il nuovo posto auto riservato ai vigili e alle vetture istituzionali suscita le ire del consigliere comunale a 5 Stelle Davide Scano. Per l'amministrazione si tratta semplicemente di regolarizzare una situazione di fatto. Da tempo quell'area è usata come parcheggio soprattutto dalla polizia locale, ma il grillino non la pensa così. Questo posto auto è innanzitutto l'emblema assoluto dell'arroganza quando sale al potere. Il sindaco o chi per lui ha fatto realizzare questo stallo di sosta, ma che è totalmente in contrasto con le norme del codice della strada, ma soprattutto con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la sicurezza antincendio. La piazzola di sosta, nota Scano, è a poco meno di 1 metro da una porta d'accesso al municipio e dal cancello di uscita della scala antincendio, ostruendo di fatto entrambe le vie di fuga in caso di emergenza, in palese violazione della legge. Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento. Io mi chiedo se i dirigenti comunali sappiano leggere queste banali norme o se vogliano veramente incorrere in reati penali come prevede la legge. Chiediamo chi abbia autorizzato questa segnaletica stradale, tuonano i 5 Stelle, e chi sia l'automobilista che evidentemente non può permettersi di parcheggiare a Parco Ponci come tutti i comuni mortali. Per questo motivo abbiamo scritto un'interrogazione, noi del Movimento 5 Stelle insieme ai consiglieri del gruppo misto, interrogazione che è già sopra la scrivania dello Spisal e del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.